Casa anche a Portogruaro. Intanto parliamo di ospedale, sempre a Portogruaro con Riccardo Rodriguez, ex capogruppo del PDL. Ci sono dei problemi che vanno assolutamente risolti, il servizio. Riccardo Rodriguez, ex consigliere comunale ed ex capogruppo del PDL a Portogruaro. Parliamo dell'ospedale perché ci sono diverse cose che non vanno, continuano a raccogliere delle firme, poi c'è stato questo episodio davvero raccapricciante delle vespe che hanno invaso il reparto di neurologia. C'è un grande malato a Portogruaro. Forse c'è anche l'ospedale. Il più grande malato è la nostra sanità portoghese e quindi di conseguenza il nostro ospedale. Ancora una volta si ha la dimostrazione che siamo i fratelli poveri di San Donà, nel senso che a San Donà certi accadimenti non si sono mai verificati. Ma come Rodriguez, lei mi parla come Bertoncello? Guardi, parlo come il ragionier Bertoncello perché la sanità non deve avere colore politico, la sanità è di tutti, può servire a tutti, oggi come domani, come in questo momento, quindi dobbiamo rafforzare la sanità, ma non per San Donà, e la Presidente della provincia di Tacariotto dovrebbe saperlo, in quanto però per Portogruaro, che è sempre stata ai margini. Presidente della provincia Zacariotto, che ha vinto grazie soprattutto ai voti di Portogruaro? Ha vinto grazie ai voti di Portogruaro, soprattutto grazie ai voti del PDL, cosa che invece non si è verificata con la Lega, con il PDL alle comunali, tant'è che al primo turno bastava mezzo punto in più per sfrattare il ragioniere Bertoncello, che comunque l'abbiamo sfrattato sfiduciandolo.